Il Benetton Rugby apre a un ritorno nel campionato italiano. Se finora la società trevigiana aveva escluso l'ipotesi di tornare a disputare la Serie A maschile, in diretta prima edizione su Antenna 3, il presidente Amerino Zatta ha per la prima volta annunciato che con la federazione si è aperto un dialogo per schierare nuovamente in campionato una compagine bianco-verde. Benetton presente nel panorama nazionale con le giovanili e la prima squadra femminile, ma quella maschile manca dal 2010, da quando cioè i trevigiani disputano lo United Rugby Championship che accoglie il Gotha della palla ovale europea. È evidente che da parecchi anni, da 14 anni, che è il tempo in cui noi partecipiamo a questa competizione come prima squadra non siamo nel panorama. Però ultimamente c'è qualche, diciamo così, premessa sulla quale si sta chiacchierando per fare una seconda squadra per poter, diciamo così, competere anche nel campionato italiano. Zatta è prudente, ma la volontà c'è e la presenza del trevigiano Andrea Duodo alla guida della federazione rugbistica ha probabilmente favorito l'apertura di un confronto. È ancora in una fase di studio, si sta chiacchierando, si sta valutando, si sta vedendo anche questo, perché credo che sia giusto di dare anche un segnale di presenza, diciamo così, all'interno della realtà del nostro campionato. Però è una cosa che è ancora nell'embrione, che si sta quantomeno per il momento chiacchierando. Se Zatta, uomo concreto, ammette che se ne sta parlando, il processo per il ritorno in Serie A è probabilmente già avviato, tanto che il presidente non esclude possa concretizzarsi fin dalla prossima stagione. Può darsi che nel prossimo settembre qualcosa possa uscire, evidentemente la fase di studio è un po' preparata, allargata, si tratta di capire come si può procedere e se si può procedere anche.